Nuova udienza del processo a carico di Antonio De Pace, infermiere calabrese accusato di aver ucciso la fidanzata, la favarese Lorena 40, in una villetta di Furcisicolo in provincia di Messina lo scorso anno, a poche settimane dal primo lockdown. Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Messina è stata completata la lista dei testimoni chiamati dall'accusa sostenuta in aula dal PM Roberto Conte. Una ventina le persone audite in aula. Particolarmente toccante l'intervento del padre di Antonio De Pace che in lacrime davanti al giudice ha detto di voler abbracciare i genitori di Lorena e di non riuscire a spiegarsi quanto accaduto. Hanno raccontato le prime fasi dell'indagine gli agenti di polizia giudiziaria che hanno seguito il caso fin dall'inizio. Non sarebbe emerso nessun riscontro su fatti e atteggiamenti che potessero presagire il dramma poi accaduto quella notte. Poi il medico legale Daniela Sapienza ricostruisce gli esiti della sua perizia davanti alla Corte. Le testimonianze sono state acquisite dalla difesa di De Pace, pronta a formulare al giudice una nuova richiesta di perizia psichiatrica. Alla luce di quanto emerso in aula si chiede di valutare se il giovane infermiere in quelle ore fosse realmente capace di intendere e di volere. Il processo è stato poi rinviato al 15 settembre, data in cui verranno invece interrogati i testi della parte civile. L'avvocato Giuseppe Barba rappresenta i familiari di Lorena e della difesa. In calendario anche l'esame dell'imputato e a tal proposito rimane da capire la strategia difensiva di De Pace. L'omicidio il 31 marzo 2020 si consuma all'interno dell'abitazione di Furcisicolo che i due fidanzati condividevano. Dopo un litigio De Pace scatena la sua furia omicida sulla giovane favarese uccidendola e chiamando subito dopo i carabinieri. Ho ucciso la mia fidanzata, dice, una confessione che però non ha mai convinto del tutto gli inquirenti messinesi, soprattutto in assenza di un'indicazione del movente. De Pace in prima battuta ha dichiarato di aver ucciso Lorena perché convinto di aver contratto il Covid-19 a causa sua. Circostanza che però è stata da subito smentita dai tamponi eseguiti da entrambi che sono risultati negativi. A chiusura delle indagini la procura ha pure contestato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi nei confronti di De Pace. Secondo gli inquirenti il 28enne avrebbe ideato e pianificato l'omicidio e questo sarebbe dimostrato dal fatto di aver inviato alcuni messaggi ai parenti più stretti manifestando la volontà di trasferire i propri risparmi ai nipoti.